Blindo Studios presenta. Sì, la faccio. No, sì, la faccio. Io la faccio qui, mi scappa la pipì, mi scappa la pipì, papà. No, non è quella. No, non la fa. L'ha già fatta. Ma scusa, ma abbi pazienza, faccio Gioia alla Troia. Sì, mi è venuta l'idea di farla e voglio mantenere quest'idea fino in fondo. Gioia alla Troia. Ma se Gioia alla Troia, oltre che telefonatrice sexy, fosse anche una di queste artiste a cui non si deve offrire da bere. Ma chi lo sa, vediamo un po'. Vediamo un po', sì, chi lo sa. Comunque nel settore, insomma, lei può anche spaziare, no? Può fare questo, quell'altro, un po' di tutto, no? Vediamo cosa succede. Pronto? Sì, pronto, caro. Ciao, sei Maurizio? Sì. Ciao, sono Gioia. Pronto? Maurizio, inopinatamente, senza dire niente, cioè senza che io dicessi altro di compromettente, se n'è andato. Perché? Coda di paglia? Paura che la moglie senta? Pronto? Sì, pronto Maurizio, è caduta la linea? Ah, sì. Ah sì, Maurizio, scusa, senti, io sono Gioia, hai capito? No, non ho capito niente, cosa ti serve? No, a me non serve niente, a te servo io, naturalmente. Pronto? Mamma mia, ragazzi, a te lo serve? No, via, l'altra volta, e io lo richiamo. Questa volta. Ma questo va via subito. Questo va via. Scappa. È un conigliolo. Pronto? Sì, pronto, buongiorno. Signor Maurizio? Sì. Ecco, la signorina Gioia l'ha chiamato già per 2 volte e lei mi sembra che abbia riattaccato. La signorina Gioia? La signorina Gioia l'ha chiamato e lei, cioè, non ha nemmeno voluto sapere cosa desiderasse da lei. Io mi domando e dico che sistema sia questo, che modo di fare con delle persone, no? Allora, cosa vuole? Chi è lei? Benissimo, io sono il direttore del telefono sexy, quindi la signorina... Non mi serve niente, la ringrazio. Lei serve tutto da piedi? Non mi serve niente. Ma tutto le serve, caro signore, lei non ha niente, è vuoto dentro, capisce? Questo non mi serve niente. Che vita fa che tratta le persone in questo modo, anche se non le conosce, anche se in fondo non è stato detto niente di particolare. Non mi serve niente. E io lo richiamo. Lo richiamo. Mamma mia. Questo non so, un modo di fare, uno può in modo più consono magari svicolare da una certa situazione. Non va bene, infatti non sta rispondendo perché certamente anche lui non serve a noi, sia ben chiaro, non ci serve, no? Non importa, basta, grazie. Abbiamo già capito. Questa è una località, credo di non aver mai toccato col sondazzo e quindi vediamola un po' più da vicino. Proseguendo. Vabbè. Cioè, a volte sono dei personaggi che potrei io stesso interpretare. Pronto? Sì, pronto, le passo la signorina Gioia un attimo. Sì? Prego, Gioia, parla. Pronto? Sì? Sì, buongiorno. Ciao, come stai, tesoro? Io sto meglio di te, te come stai? Molto bene. Sai, sono distesa su un divano, sono semida. Allora? E allora io voglio fare l'amore con te per telefono, tesoro. Sì, sei gratta. Questa telefonata, no, sì, se vuoi me la gratto, faccio tutto quello che vuoi, di cosa farà? Ma sei Enzo, fammi capire. No, sono una donna. Sì, no. mia nonna sei, dai. Sì, no, sono Gioia. Senti, se hai qualcosa da dirmi, parla chiaro, ti taglio sono via. Gioia la mia. Sì, Gioia, so. Enzo? Smetti di fare storie, dai. E se fossi Enzo, ascolta, è vero, sono Enzo, però non posso parlare diversamente perché ho fatto una scommessa.
Ho perso una scommessa e io per tutto il giorno devo parlare così e telefonare a tutti gli amici, a tutte le persone. Benissimo. E mi tocca parlare così, capito? Perché mi sorvegliano. Ok. Quello che ti ha passato prima, che ti ha detto ripassa la signorina Gioia, no? Sì. Io oggi devo essere tutto il giorno a parlare come una certa Gioia la Troia del telefono sexy, capisci? Ho capito. Ciao Gioia la Troia, No, vaffanculo. ma vaffanculo sei, scusa. Ciao. Non ho capito. Sono Enzo. Non avevo capito questo. Ma dammi una mano, dimmi qualcosa. Sollevami da questa tortura. Tutto il giorno devo parlare così e far finta di farla con la gente per telefono. Ti rendi conto? Senti, ascolta, io non ho tempo da perdere. Devo andare a mangiare, ho già Ma te, preparato e ma te, devo ma te andare sei via. Finocchio, Vado a vero? lavorare io. Finocchio. Sì, Ricchione, dimmi. Finocchio. Sì, Ricchione, dimmi. Sì, Cencia dice di male di straccio. Non ho capito. Il culattone. Sì. Culattone te e tua sorella. Ma tu dovresti fare l'amore con me, cambierebbe No. la tua vita, credimi. Sì, credo che cambierebbe la vita. Va bene. Hai visto? Anche questo. Ma mi ha preso per Enzo. Ero Enzo. Potevo essere Enzo. Ero Enzo, ma non ero Enzo. Certo che non ero Enzo, ma per lui ero Enzo. Vabbè, insomma, andiamo avanti. Questo non ha creduto che fosse una donna, effettivamente. La mia voce femminile lascia molto a desiderare, però qualcuno desidera qualcosa che questa voce gli evoca. Quindi per benino, tranquillo, che ho fatto un altro numero. Mm-hmm. Sì. Enzo, vaffanculo, ecco. Certo. L'ha detto lui, eh. Dunque, qui non c'è nessuno, vero? No. Bene, se non c'è nessuno, si va subito a fare un altro numero. Sì, Ecco, vai, ecco fatto, vai. Sì, devo entrare nel personaggio. Devo fare anche un po' la scema. Pronto? Sì? Buongiorno signora. Senta, c'è il signor Stefano, per favore? No, non è in casa. Sì, io sono Gioia. Sì? Dovevo parlare con lui per una telefonata sexy. Io sono Gioia la Troia del telefono sexy, il più eccitante telefono del mondo. Buonasera, arrivederci. No, è giorno. Sì, pronto? La signora, sono molto sulle loro, vero, in questo posto qui, stanno un po' sulle loro, però va richiamata la signora perché, buonasera. Dunque, in questo momento sono le 12:52, non credo che si possa dire già buonasera, no? Sì. Dopo le 12 si può dire buonasera? Non lo so. Pronto? Pronto, sì, buongiorno. Senta, un attimo fa la signorina Gioia ha telefonato. Ha risposto la signora, ma ha riattaccato. Mi dica qual è il problema. Io sono il direttore qua del Sexy Phone, il telefono sexy, il telefono più sexy del mondo. Sì. E la signorina ha un appuntamento telefonico col signor Stefano, perché lui ha fatto un abbonamento di telefonate sexy con la signorina Gioia la Troia. Ecco, volevo sapere, prima cosa, se il signor Stefano era in casa, e poi se... casomai se poteva parlarci anche più tardi. No, il signor Stefano non è in casa. Lei è una parente del signor Stefano, sicuramente? Sì, sono una parente. La moglie? No, non sono una parente, sono una collaboratrice domestica. Ah, una collaboratrice domestica, perché prima ha detto parente, scusi? No, sono una collaboratrice domestica. Sì, però prima ha detto parente. Mi è scattato parente. Lei forse l'amante del signor Stefano? Sì. No, poi tanto fra noi, poi nel nostro settore non c'è nessun problema. Quindi lei, l'amante del signor Stefano, non sapeva che lui aveva fatto un abbonamento di telefonate con la signorina Gioia? No, non lo sapevo. 10 telefonate più 2 in omaggio. Ecco, quindi adesso, se vuole, o le passo la signorina Gioia, parla con lei, oppure le passo Ugo, il nostro intrattenitore maschile, così magari la telefonata non va sprecata. Non mi interessa. Ma qual è il problema, mi scusi? No, se lei ha bisogno di una bella ripassata telefonica, se ha bisogno di, insomma, fare l'amore virtualmente, ma non mi interessa. Col dito, come? Non mi interessa. Le passo la signorina Gioia allora? Ma per che cosa, mi scusi, con la signora Gioia? Per vedere un po' a che ora viene questo signor Stefano e poter fare questa telefonata sexy. Ma l'abbonamento quando è stato sottoscritto? È stato sottoscritto circa una settimana fa. Mi può dare il giorno? Già pagato, eh? E quale giorno? 1.200 euro già pagati. E qual è il giorno, scusi?
Quale giorno, in che senso? che è stato fatto il contratto. Guardi, io non lo so perché è tutto in amministrazione, non so dirle il giorno esatto. Mi può fare un fax del contratto? Signora, il fax del contratto non glielo faccio, non posso farlo qui, abbiamo una riservatezza, lei non ha idea, infatti non facciamo cognomi ma solo nomi, per esempio il signor Stefano mai detto il cognome perché non bisogna dirlo. Comunque non si preoccupi, lui ha spedito, intanto l'ha trovato su una rivista sexy, una rivista porno diciamo, questo coupon che ha spedito, noi abbiamo mandato l'importo, tutto quello che c'era da pagare, lui ha scelto la formula 10 più 2, ha pagato tramite vaglia postale, siamo a posto. Va bene, se vuole richiamare intorno alle 14... Intorno alle 14 lo troviamo? Sì. Lei è una collaboratrice domestica? Sì. E allora perché tutte queste domande? Che cazzo gliene frega a lei? Scusi la parola lei. mi scusi, se lei non è ben attento, io riesco a rintracciare la telefonata. Io non sto attento. Guardi, veda bene di parlare correttamente. Va bene, allora non dirò più perché cazzo. lei rischia di brutto. Non dirò più cazzo. Ecco. Ma lei non è una collaboratrice domestica? Perché capisco benissimo il vostro giro così. Comunque un lavoro lei onesto chiami intorno alle 14. e non c'è mai contatto fra le persone, questo tengo a dirlo. Lei parli con il signor Solo contatto intorno alle telefonico. 14, poi le saprà dire se è stato fatto o meno. Ecco, lei perché se la prende così tanto se è solo la collaboratrice lei parla domestica? in modo molto scorretto. Ho detto solo cazzo. E va bene, capisco il vostro... Lei tutto ne è probabilmente terrorizzata. No, non È una parola che le evoca cose spiacevoli. Assolutamente, non sono terrorizzata. No, a volte sa, Allora, sono quelle guardi, cose che danno io fastidio. non voglio riattaccare in questo modo. Io Allora, la saluto. lasciamoci nel migliore dei modi. Alle 14, va bene? Intorno alle 14, intanto lei glielo dica a lei che è la collaboratrice domestica, sì, giusto? sì. E che è anche una gran bugiarda. Ecco, glielo dica, d'accordo? Ok? Va bene, grazie. Vabbè, sei la bugiardona? La collaboratrice domestica, la colla, c'aveva la colla, vabbè, d'accordo, sì, pensa te, la c'aveva la colla, ti rendi conto, rimane appiccicato, dunque, sì, l'ha fatto nocciolo con la colla, addirittura, senti là, va bene, ma era di un antipatico, unico, sai, la collaboratrice domestica, molto spesso dicono così, vero? Si fanno passare per... Dai, non mi fa parlare me, Gioia, parla te. Sì, d'accordo. Dai, così tu semplifichi di pazzo, dai. Sì, più misurata. D'accordo, me la misuro. Sì, profondità. Mark Twain, 2 braccia in profondità. Vabbè, vedi che non c'è, 2 braccia addirittura di profondità. Ammazza, e che te ci vuole, l'elefante? Sì, ma non l'elefante gay? Va bene. Pronto? Sì, pronto, buongiorno, Paolo? Pronto? Paolo? Non capisco. Parlo con Paolo? Sì. Ciao, sono Gioia, come stai? Ah, bene, Gioia chi? Gioia la Troia, io e te dobbiamo fare una telefonata sexy. Quanto sei maschio, mi fai impazzire, a rapare. Ma guarda, scappano tutti questi uomini, Le donne sono antipatici, gli uomini scappano, antipatiche, le donne sono antipatiche. Antipatici? Ma vabbè. Sì, perché non le vedo nemmeno come donne. Pronto? Sì, pronto, buongiorno, il signor Paolo? Sì. La signorina Gioia stava facendo una telefonata con lei, è già pagata, perché lei ha riattaccato? Perché riattacco di nuovo? E per quale motivo, scusi? Ma scusi, perché chi è questa Gioia? Gioia la Troia, deve fare una telefonata sexy, qualcuno gliel'ha regalata, è già stata pagata, e perché lei la butta via. Capisce? Sento che ha già dei bambini, quindi qualche esperienza sessuale ce l'ha, voglio dire. Questa le manca forse, no? Per telefono. Sì, Paolo, maledetto. Ma ti rendi conto? Oh, figurati, lo c'ha bambini che sciamano per casa e si mette a fare le telefonate sexy toccandosi per il filo il puperuolo. Ma non esiste proprio, che gente, cioè, questa gente rifiuta a priori, anche i priori rifiutano a priori, ma addirittura, sì, io rifiuto di andare avanti perché non c'è più tempo.
Ma tra poco, ma tra poco. Siamo nella seconda parte e quindi abbiamo sicuramente la possibilità, la ruota libera, di inventarci la vita, ecco, sì. Voglio andare in un centro abbronzatura che ho visto essere in questo posto, centro abbronzatura, allora, sempre che sia aperto, no, sai, a quest'ora magari, adesso vediamo, no? Poi ci inventiamo qualcosa. Sì. Che il numero sia corretto. No, sì, ora ci riprovo, sì, sono attento, tesoro, è sempre così premuroso lui, vero? Sì, ecco, il numero è corretto, adesso è correttissimo come prima del resto, ma si vede che prima forse mi era scappato qualche non so. Va bene, vediamo un po', sì, non so però se purtroppo mi sa che peccato, perché me ne è venuta un'idea, peccato che non risponda nessuno, peccato, che peccato, vabbè, perché ora c'è una segreteria telefonica, nemmeno. Vabbè, d'accordo, allora rinunciamo al centro abbronzatura, era la prima volta che chiamavo centro abbronzatura e avevo un'idea ben precisa. Purtroppo però, sì, e invece vedo una galleria d'arte, Siamo spiacenti. No, un'altra volta, tutte le volte poi il numero, va mia, sai caro, fammi riprovare, la galleria d'arte, sì, la galleria d'arte, Siamo spenti, ho capito, non è più il numero, cioè non funziona. Questa, ho capito, siamo rovinati, se tutto va bene siamo rovinati. Niente galleria d'arte, niente centro abbronzatura, si va da qualcuno qualsiasi, no? Andiamo alla frutta e verdura, allora, via, su, scendiamo un po' di livello, andiamo dalla galleria d'arte, si va da frutta e verdura, sì, frutta e verdura senza paura, sì, mi ricordo, sì, lo facevo io. Dunque, vai, ecco, frutta e verdura, mica male, no? Che dici? Frutta e verdura, ma sarà chiuso, chiudono dopo il tocco, tocco chiudono il tocco, chiuso. Pronto? Ah sì, pronto, frutta e verdura, buongiorno. Nedia. Sì, è lei della fruttivendolo? Nedia. Chi sta chiamando? Adesso ti passa mia figlia che io... Ah sì. Come non ho capito chi è? Ho detto frutta e verdura, frutta e verdura. Pronto, buongiorno, il negozio di frutta e verdura? Sì. Ecco, perché la signora non aveva capito bene. Senta, io ho una dimostranza da fare. Quel cetriolo che è stato comprato, guardi, è una cosa incredibile, si è ammosciato subito, è diventato uno schifo. Scusi, non ho capito. Mia moglie è molto arrabbiata perché aveva preso un cetriolo lì da voi e non funziona, non va bene, non fa, cioè fa schifo, si è marcito, si è ammosciato parecchio, insomma, non è più il cetriolo di una volta che prendeva mia moglie lì da voi. Io, come devo dire, adesso così purtroppo non so come spiegarmi. Lei è il titolare? Sì. Ah, ho capito. No, il problema è questo, mia moglie era venuta lì a prendere altre cose, banane, un cetriolo e così via. Questo cetriolo, guardi, dopo una volta è diventato un... ma me lo porti indietro, come un cencio. Come un cencio. Cioè, ha presente una spugna, una cosa molliccia, insomma, capisce? Io purtroppo, guardi, non so come dirlo, perché io non credo di averglielo dato. Lei si ricorda sua moglie chi Sì, mia moglie, non lo so, questo non glielo so dire perché ora mia moglie tra l'altro non c'è, quindi però si è molto lamentata e ho detto guarda, non andarci, chiamo io perché lei poi prende, si arrabbia troppo. Mi dispiace molto, non riesco a identificare chi sia. Mia moglie ha usato questo cetriolo, sì, certo, dopo la prima volta che l'ha usato, devo dire, è diventato, cioè lui lo voleva riusare, insomma, un cetriolo, voglio dire, almeno 5-6, poi anche si può usare, no? Prima che insomma non sia più buono. Ma a questo punto lei mi capisce? Io guardi, mi deve scusare, ma non riesco ancora adesso a capire che cetriolo possa essere da usare 5, 6, 7, 8, 10 volte. Ma bisogna vedere che uso se ne fa, caro signore. No, certo, ma io... l'ha capito? Ha perfettamente ragione. Io, purtroppo, guardi, cosa le posso dire? Lei me lo porti indietro, sua moglie gli dica tranquillissimamente, perché le cose purtroppo possono capitare, magari può essere
brutto dentro e noi non ce ne siamo accorti perché non è certo nostra abitudine, tanto se sua moglie... No, viene ma qui, guardi, lo sa bene. in realtà se l'ha sempre trovata bene, Ma Cioè, certo, su questo- scusi, adesso io non è che voglio dire, però purtroppo può capitare dal momento che Ma ha dentro sempre non ci detto che siamo. lei le Però io sono banane... disponibilissimo a cambiarlo e se no restituirlo. C'è rimasta per molto male perché lei ci contava molto perché aveva trovato un cetriolo proprio giusto, di forma giusta, di lunghezza giusta, Certo, anche di come- durezza giusta. Solo che a quel punto lì, capisce, lei l'ha usato una volta, è andato tutto bene, c'ero anch'io. La seconda volta mi ha detto, oh guarda Franco, perché io mi chiamo Franco? Franco mi ha detto, no? Dice guarda com'è diventato, era veramente moscio, cioè dico, allora tanto vale che me la trombi io, scusi, Ah, certo, ha ragione. Ma se deve usare i cetrioli li paga anche e poi diventano mosci, così tanto vale che ci provi io, anche se insomma dico la verità mi fa un po' fatica, ecco. Quindi certo. io preferisco che lei usi questi strumenti naturali, cetrioli, banane, melanzane. Con le melanzane ha un po' di problemi, ma a volte si riesce anche con quelle. Capisce, no? Ho capito. Va Quindi, bene. ora un cetriolo. Un cactus qui, se io glielo cambio volentieri, guarda. Come ha detto, scusi? Un bel cactus, glielo cambio volentieri col suo cetriolo. Guardi, io non vorrei aver capito male, ma credo aver capito bene. Sì. Lei ha detto cactus? Sì. E io potrei dire che se lo può infilare lei, quello lì? Ma no, io l'ho qui proprio per le persone, quelle più... Quelle più? Più giute. Più giuste? Sì. Più giusta sarà lei, sarà sua moglie, saranno quelli come lei. Abbia pazienza, ma un cetriolo almeno è liscio, scusi. Ma come si permette? Mia moglie non è masochista, sa? È solo un po' maiala. Mi sente? È andato via. Vabbè, alla fine ha capito, no? Ha capito l'uso, beato lui, insomma, è una persona che capisce molto bene. Vabbè, d'accordo, allora, visto che siamo a telefonare a posti che non sono proprio privati, come dire, andiamo in uno studio dentistico, non se ne parla più, ma sì, cioè, capito? Sì. Vabbè. Ma guardate, non capiva l'uso del cetriolo. Un toscano avrebbe subito fatto di suo già la battuta e l'allusione. Ma sai, questi arrivano dopo, è il cetriolo. All'uso del cetriolo, uso e abuso. Sì. Ora però vedo che anche qui, no, devo dire, la vedi? Qui non c'è nessuno e sarebbe appunto uno studio dentistico, se uno ha mal di denti se lo può ficcare e che insomma il male e niente da fare, e allora io vado in un bar. Mi è presa così oggi di andare nei posti non dai privati ma dai negozi o quello che so, quello che è, ecco, sì. Qui abbiamo un bar, vediamo se il bar è aperto. Almeno, cioè, voglio dire, no? No. Va turismo? Sì, buongiorno, senta, qua è successa una cosa, no? Ma che ci mettete nel caffè? Quale cosa? Perché io ho preso un caffè da voi, e normalmente era sempre buono, normale, io ho sentito una cosa nello stomaco che mi ha fatto malissimo, sono andato al pronto soccorso mi hanno aperto e hanno trovato una lucertola. Ora, ma è viva anche. Ora, scusi, che ci mettete nel caffè? Come funziona la faccenda, scusi, Ma cosa stai dicendo? Cosa sto dicendo? Io ho buttato giù il caffè, lo butto sempre giù in un sorso solo, non me ne sono accorto. Era una piccola lucertola viva che stava nel suo caffè, ha capito o no? Ah sì? Sa che faccio io adesso? Vado dai carabinieri, ha capito? Perché qui non può permettersi lei di inserire lucertole vive nel caffè. Tra l'altro la lucertola ha anche sofferto perché il caffè era caldo e sicuramente qui io mi rivolgo anche all'Ente Nazionale Protezione Animali, sia ben chiaro, no? Perché qui, siccome è una lucertola piccola, quindi una certolina insomma cucciola, mi rivolgo anche al telefono azzurro, ecco, sia chiaro che qui bisogna arrivare in fondo. Come mai io ho trovato una lucertola nel suo caffè? Secondo voi quel rumore finale che cosa poteva essere? ma l'ho richiamato, sì. Sai com'è? La lucertola, certo, lucertola.
Vabbè, vero che qui non risponde perché dice questo è quello della lucertola, dice che nel caffè c'è una lucertola, paura. Sì, guardi, sono sempre quello della lucertola ed è andata bene che non sono morto, ha capito? Ma... Ha capito o no? Ho capito. Io adesso la faccio chiudere, ha capito? La faccio chiudere, ha capito? Ho capito. Ecco. Faccia i suoi passi, vuoi che le dica? Ecco, io faccio i miei passi, li faccio perché io ora ho una ferita sullo stomaco, mi hanno fatto un'operazione, quindi lei è assicurato? È assicurato per danni alle persone? Sì. Anche danni alimentari? Sì. Ah, assicurato? Vabbè, non avrà problemi, però io la faccio chiudere lo stesso. Faccio fare un'ispezione che non ha dell'umano, ha capito lì? Ma che bestie ci sono lì? Chissà quante bestie fa frangugiare la gente. Non sento niente. Non sente niente perché? Perché c'è casino, lei in quel bar sta avvelenando le persone, ha capito? Lei sta avvelenando le persone. Si vergogni! Si vergogni! Si vergogna? Non si vergogna. È rimasto lì. Un po', forse, interdetto, un po' interdetto, va bene, d'accordo, chi l'ha detto che era interdetto? Non lo so, io vado a un'agenzia turistica ora. Oh, si va all'agenzia turistica. Sì. Preghiamo di verificare. Ma no, dai, mi piace l'agenzia turistica, fammelo fare per bene. Perché non me lo fai fare? E guarda, c'è un'altra volta tentavo l'agenzia turistica e non mi riuscì. Questa volta un'agenzia turistica magari non risponderà, ma chi lo sa, sai? E chi lo sa, chissà. Già. Agenzia turistica. Agenzia turistica non risponde, è evidente. Agenzia turistica, niente da fare. Lo so. L'ora è quella in cui magari qualcuno non c'è. Lo so. Basta, ho capito, non c'è. Dai. Vabbè, cerchiamo qualche altra cosa, andiamo dai privati, perché qui... abbigliamento, proviamo l'abbigliamento. Sì, no, proviamo l'abbigliamento. Sta qualche negozio più aperto, un negozio più chiuso, chi è chiuso, chi è aperto, chi è chiuso? Non lo so, quindi faccio il numero e... Vendita abbigliamento, c'è scritto. Vendita abbigliamento, è un negozio di abbigliamento. Cioè vestiti, no? Giusto? Sono bravo, certo. Sì. Niente. Sarò costretto ad andare da persone. Sono persone. Vado da persone. Basta. Non si può stare a questa lotteria del chiuso, aperto, chiuso. Andiamo da persone. Sì, d'accordo, sì. Già, guarda un po', ma dai. Siamo spiacenti. Anch'io sono molto spiacente, ma che c'hanno oggi questi spiacentoni? Siamo a Spiacenza? Siamo a Spiacenza. Ecco, ho capito, ecco perché. Siamo a Spiacenza. Lo so. Lo vedi, già. Sono Gaudino? Come stai? Bene. Francesco. Io sono Francesco. Francesca. Come stai? Bene. Bene, mi fa tanto piacere. Perché quando si arriva a una certa età bisogna essere ottimisti, certo, e guardare più avanti che indietro. Se tu guardi indietro. Comunque chi parla? Chi parla? Caro Francesco, un vecchio commilitone di scuola di mio marito. Adesso glielo passo? Oddio. È la moglie? Sì. Che bella voce, signora, lei ha una voce profonda. Adesso glielo passo. Sì, me lo passa. Va bene. Me lo passa. Arrivederci. Grazie, me lo passi. Era una donna. No, l'avrete capito voi? Io no. Ho tutta la consuetudine che ho di voci. Pronto? Sì. Francesco? Sì, sono Francesco. Ecco, quella di prima che era tua moglie? Come? Quella di prima che era tua moglie?
Era mia moglie, sì. Ho capito. Cioè, praticamente il maschio di casa. E no, il maschio sono io. Ma quale maschio sei tu? Hai sentito che voce tiene tua moglie? Altro che maschio te. Maschio lei. Hai mai visto che grilletto che tiene? Chi? Grilletto. Lo conosci il grilletto? No. No, non importa. Tu non hai armi, non tieni armi tu. Grilletto? Ha già detto grilletto. Tu tieni delle armi. Ero uno che aveva le armi. E perché adesso non ce l'hai più? Perché ce l'avevo in servizio, qui a casa non e cos'era, un carabiniere? Ma chi è che parla? A me fa piacere, Francesco, quando noi eravamo ragazzi. Ma chi è che... Ognuno doveva prendere la sua strada. Tu hai preso quella della legalità e io ho preso quella del crimine. Sì. Le nostre strade si sono divise. Io sono diventato un latitante, ho fatto dei colpi e tu invece avevi il colpo in canna. Dimmi. L'hai fatti piccoli o grossi? Grossi, perché piccoli non vale la pena. Allora mi puoi venire in aiuto. Francesco, ma certo, io ho pensato sempre, questo vecchio amico, io ho fatto tanti soldi, ho messo da parte dei bottini, e Francesco invece, pover'uomo, che è sempre stato dalla parte della legge. Un bottino piccolo. Un bottino piccolo ha fatto, cioè lui insomma è stato pagato solamente per quello che insomma poteva essere pagato. Io invece ho fatto dei colpi grossi. Chi è che parla? Per telefono non posso dirlo, Francesco, tu capisci? Io guarda, tutta la vita ho fatto crimini e sono incensurato. Se qui qualcuno mi sente questa telefonata, se mi agganciano, e io è come una confessione che io faccio, qui lo dico, qui lo nego, capisci? Sì, ma io voglio sapere con chi parlo. Sono un vecchio amico, cioè eravamo insieme e poi le nostre strade si sono divise, capisci? No, non capisco. E io ti voglio chiedere come va, cioè la tua situazione economica com'è? Non c'è male. Allora, se tu mi dici così, mi hai chiesto prima se potevo fare qualcosa. Appunto. Di cosa hai bisogno? Di un paio di milioni di euro. Ora proprio forse un paio di milioni non è il caso, non esageriamo. Però, sì, ma comunque una cosa sui 500.000 si può fare. Comunque adesso, a prescindere da ogni fatto, io con chi parlo? Io sono provenzano. Come? Provenzano. Provenzano? Provenzano. Sì, ma dimmi che sei, se no chiudo, Hai presente Provenzano? Ho presente, conosco il nome. Ma il nome di battesimo lo sai? No. Io lo so. Sai chi sono io? Arraccatumba all'H Piraccattini. Provenzano. Ma comunque chi sei? Io sono parente di Fin Fun Fanfo. Senti, io chiudo. Hai presente Fin Fun Fanfo? Era in cella con un amico mio. Io chiudo il telefono. Sì, Don Postrivoli. Povero ragazzi, ha sentito dire Provenzano. Là, ragazzi mia. Arraccatumbalacca Piraccattini di nome, tutto attaccato. Arraccatumbalacca Piraccattini. Andiamo avanti. Vedete, il malavitoso che era riuscito a fare soldi, no? E il carabiniere, il vecchio carabiniere in pensione che invece, poveretto, non aveva più. Insomma, non era una situazione rosea, però chiedeva un paio di milioni di euro, scusa se è poco, ora non esageriamo, e le chiedeva al criminale. Pronto? Oh mamma, sì, buongiorno. Dica. Lei è Loredana? Io non sono Loredana, dica. No, dai Loredana, dimmi la verità, sei Loredana, la macellaia? È la macelleria? Sì, dica. Sì. Ma non è Loredana personalmente? No, non è lei. È il marito? Sì, dica. Va bene, volevo sapere. No, perché io mi servo sempre da Loredana. Lei mi serve sempre molto bene, sa? Senta, io volevo sapere se avevate un certo tipo di carne. Dica. Ecco, allora volevo sapere se avete dei culi di somalino. Sparito.
Dica, sono strani in questo posto, spariscono. Quello di prima non era di questo posto, era meridionale e sicuramente c'è stato un po' di più, ma devo dire che quelli del posto qui, ma se mi vai via come faccio a dire? Dica, e poi faccio la rima, Hai capito? Dica pure. Ecco, dico pure. Tua moglie mi serve sempre molto bene. Dica allora, dica pure, dica cosa bisogna, che c'ho gente. Io voglio, se ce l'hai, il somalino. Hai capito? Non so neanche cos'è. Dica, somalino. Il? Somalino. No, non ce l'ho quello. Sono glutei di bambino somalo. Via, bella andavo via. Una cosa, andavo in pescheria. Io ho visto, la macelleria era aperta, no? Io vado in pescheria, c'è una pescheria, senti lì, Dica, fanno un sacco di soldi, sulla pelle di queste povere bestie ammazzate, vero? Sì, poi noi si mangiano, vedrai. La pescheria, pesci, animali. Ma la pescheria, vedi, se la macelleria è aperta, la pescheria forse no. Sembra proprio di no. Di no sembra. E infatti la pescheria è... Niente da fare, vedi? La carne c'è, il pesce no, a quest'ora. Ah, guarda bellina, mi fanno i ricami fiorentini, ma non siamo a Firenze, è tutt'altro. No, certo, io voglio un ricamino. Sì, indovinate dove? Ma guarda un po', sì, lo so, ricami fiorentini fanno. Che belli i ricami fiorentini. Diciamo la verità, ricamini. Ah, intimo c'è scritto, ricami fiorentini intimo, forte. Però non risponde, pensa, io mi voglio far un ricamino fiorentino, però sull'intimo, più intimo si può. Dio mio, perché non rispondete però, Ma non è giusto, sì, niente. Che peccato, un bel ricamino fiorentino sull'intimo. Quale intimo? Cosa intimo? Ma sul pupparuo, è chiaro, no? Sì, dai, sì, ecco, questa invece è una gelateria. Il numero da lei... Sì, lo so, scusi, Mr. Bean. Il numero? Ah, ecco, eppure mi è sembrato di farlo bene anche prima, così come altre volte. La seconda volta lo fa. Però vediamo. Sì, non c'è. Plaza, buongiorno. Buongiorno, la gelateria? Sì. Senta, io vorrei un gelato al gusto di merda, è possibile? Sì, quello lo trova in casa sua, grazie. No, prego. Ma con quella voce nasale in quel modo lì. Chiama sua, prego. Richiamata, che solo la voce vale un Perù. Quella voce vale un Perù, davvero, un Perù. Pronto? Sì, un po' di caccole casomai, ve le può mettere sopra? Senti, hai rotto i coglioni, chiunque tu sia, vaffanculo. Sì, appunto, parlando di merda, e col naso che c'hai tutto appunto tappato. Per quello sto parlando con te. Sì, ma come mai questa voce nasale? Senti, hai rotto le palle, ok? Qualcosa che hai ingoiato ti è rimasto un po' di traverso? Quella per te, capito, rompicoglioni? O hai poco contatto col cervello? Ah, quello ce l'hai tu, bello. Ma il cervello e la bocca c'è poco contatto, è interrotto? Complimenti per l'intelligenza. L'intelligenza di chi? La tua. No, la tua. Sei veramente stupido. Gelati di merda? Sì, quelli ce l'hai tu, t'ho detto. Metteremo in tutta la città gelati di merda. Vedrai, non venderai più un gelato. Sì, va bene. E caffè con la... Hai finito, caffè con lo scarafaggio. Hai finito, vai a cagare, non rompere i coglioni. La merda? Che voce meravigliosa. Valeva un Perù questa voce, la voglio richiamare. Sì, perché è troppo bellina questa voce. Io la manderei a lavorare in un supermercato, perché avrebbe la voce giusta. Uno storno alla cassa 15, e arriva subito un uccello. Non hai niente di meglio da fare che rompere i coglioni a me? Uno storno alla cassa 15. Ma io sono in culo, hai capito? Un uccello. Un uccello, uno storno. Ma rotto.
Cosa vuoi rompere lì? Chi ti rompe te? La voce. Io sono il G, il mio numero è 333 180 52 52. Chi mi vuole lo piglia e lo fa. Chi non lo fa e vuol dire che non mi vuole, o allora. Non c'è il sondazzo, stasera io m'ammazzo, passerò per pazzo, ma non mi importa. Ma se c'è il sondazzo, io non mi strapazzo, sto qui e mi sollazzo, non mi rompete.